Improvvisamente il patatrac, crolla il soffitto e crolla su una scrivania. Non siamo in un ufficio qualunque, ma nel settore ragioneria al primo piano di Palazzo Trissino, sede del comune di Vicenza. Per fortuna nessun impiegato resta coinvolto, non ci sono feriti, ma i calcinacci caduti dall'alto avrebbero potuto essere pericolosi. Riteniamo che la sicurezza elementare non è un optional e la situazione degli immobili comunali, come abbiamo più volte segnalato, è praticamente al limite. Chiediamo un intervento senza tante scuse e rimpalli e senza le scuse della mancanza di fondi, soprattutto dell'amministrazione, perché è inaccettabile che succedano queste cose nel 2026. Ovviamente è scoppiata la polemica. Dopo aver spostato i dipendenti dagli uffici della ragioneria, sono iniziate le verifiche tecniche sui soffitti per valutare l'entità del problema, se sia solo circoscritto all'ufficio dove c'è stato il crollo oppure se ci siano altri punti di instabilità. Immediatamente sono intervenuti i tecnici per valutare se esistevano altre situazioni di pericolo negli uffici adiacenti, ma fortunatamente l'unico punto in cui il distaccamento era stato riscontrato era quello dell'ufficio dove è avvenuto il distaccamento. Quello che è successo però ha portato la CUB a intervenire con decisione. Il sindacato chiede la massima sicurezza, sempre e comunque, per i lavoratori. Chiediamo una mappatura urgente, ripeto, degli immobili e che finalmente sia dato corso a una ristrutturazione seria, una sanificazione degli ambienti per la sicurezza degli addetti e dei lavoratori. Qui a Palazzo Trissino è in corso un cantiere di circa 1,5 milioni di finanziamento, tutto con risorse comunali, per sistemare una parte del tetto di Palazzo Trissino e anche gli uffici che erano ormai abbandonati da decenni del terzo piano. Che abbiamo a cuore tutto il nostro patrimonio comunale, chiaramente ancora di più dove magari i ragazzi vanno a scuola, quindi negli edifici scolastici o dove lavora il nostro personale. Chiaramente il patrimonio comunale ha la sua età, ha molti problemi, la montagna che abbiamo da superare è molto alta, ma un passo alla volta ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile per migliorare la situazione.